I carabinieri del reparto territoriale di Sciacca hanno tratto in arresto in flagranza di reato un trentenne originario della provincia di Catania ma residente nel Padovano, ritenuto responsabile di una tentata truffa aggravata. L'intervento è scaturito dalla segnalazione di una donna anziana del luogo che, contattata telefonicamente da un uomo che si è qualificato come appartenente all'Arma dei Carabinieri, veniva informata di un presunto grave incidente stradale causato da un proprio familiare e della necessità di consegnare con urgenza denaro e preziosi per evitare conseguenze giudiziarie. Intuito il raggiro, la vittima manteneva la calma, avvisava immediatamente i carabinieri, consentendo ai militari di predisporre un mirato servizio di osservazione. Poco dopo il soggetto si presentava presso l'abitazione per ritirare quanto richiesto, venendo così bloccato all'interno della casa dai militari operanti. La refurtiva, costituita da denaro, contanti e oggetti in oro, è stata integralmente recuperata e restituita alla legittima proprietaria. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato quindi associato alla casa circondariale di Sciacca a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali analoghi episodi. L'Arma dei Carabinieri rinnova pertanto l'invito, in particolare alle persone anziane, a diffidare di richieste di denaro preziose avanzate telefonicamente da sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine o da altri soggetti e a contattare immediatamente il numero unico di emergenza, il 112, in caso di qualche dubbio.